Una nuova puntata del Notice di Antenna 3, ben ritrovati. Diamo subito uno sguardo insieme agli appuntamenti dunque dei prossimi giorni. Domenica 3 novembre a Limena, in provincia di Padova, come ogni domenica, prima domenica del mese, andrà in scena Limena Antiqua. In via Roma e sotto la Barchessa ci sarà l'ormai tradizionale mercatino dell'antiquariato dove si può trovare davvero di tutto, anche francobolli, bambole, giocattoli e gioielli di un tempo. Per tutta la giornata quindi sarà possibile acquistare e scambiare oggetti di antiquariato, non mancate. La tradizionale castagnata di Ficarolo in provincia di Rovigo torna il 1° novembre dalle 10 alle 19 in piazzetta Garibaldi. I volontari della Proloco prepareranno le buonissime caldarroste e potrete assaggiare tanti altri sapori della tradizione, tra cui il castagnazzo e la pinza gnocca. Ci saranno poi i pinzin e la cioccolata calda offerta a tutti i bambini. Non mancate. Nel 1926 morì Henry Houdini. Nessuna catena, camicia di forza o baule ha saputo resistere a colui che è passato alla storia come il più grande illusionista ed escapologo della storia. Si guadagnò la stima del mondo scientifico per la lotta serrata allo spiritismo, svelando trucchi e truffe adoperati da quest'ultimi. Scomparve a 52 anni a causa di una peritonite. Il caffè è il balsamo del cuore e dello spirito. Giuseppe Verdi. La curiosità del territorio di oggi ci porta a Bagnolo di Po, in provincia di Rovigo. Furono le bonifiche del XV secolo attuate dalla famiglia Bentivoglio a rendere possibili i primi insediamenti stabili. La tristemente famosa alluvione del 1951 provocò lo spopolamento del paese, ma oggi questi terreni, strappati con molti sacrifici alla forza delle acque, ripagano con la loro produttività gli sforzi fatti nel passato. Dal Notice di Antenna 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.